Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale è oggi l'onorevole Angelo Capodicasa del Coordinamento Regionale Articolo 1, Leo. Grazie onorevole per aver accettato il nostro invito. Ecco, vogliamo fare un po' una sintesi, una sua riflessione veloce per poi approfondire eventuali altri punti politici di questo momento nazionale. Ecco, come lo vede Leo, onorevole? Un momento complicato, nel senso che siamo dentro a una crisi che investe le forze politiche, investe la sinistra, investe anche le istituzioni più rappresentative. È una fase che non interessa solo il nostro Paese perché ha caratteristiche europee, direi perfino ultraeuropee, perché possiamo dire dell'Occidente di cui noi facciamo parte, ed ha radici che sono di natura sociale ed economica. Le ventate di questo genere hanno sempre qualcosa di strutturale e di non transitorio. A mio giudizio viviamo una fase di grandi cambiamenti. Le trasformazioni che la tecnologia ha portato nel campo della produzione ha modificato tante cose, ha precarizzato il lavoro, ha verticalizzato la ricchezza, ha creato disparità, ingiustizie, disuguaglianze su scala mondiale, poi questo naturalmente ai vari livelli, su scala europea e quindi anche su scala nazionale. Tutto questo ha impoverito ceti medi, ha creato sacche di povertà, molto, basti dire che in Italia si arriva a 5 milioni e mezzo di cittadini in stato di povertà, tecnicamente in stato di povertà. Fino a qualche anno fa in Italia avevamo solo 1,5 milioni di cittadini in queste condizioni. Se questi dati li raffrontiamo con ciò che succede a livello europeo, a livello mondiale, perfino negli Stati Uniti d'America con l'elezione di Trump o in Brasile con l'elezione di Bolsonaro o le vicende di questi giorni che interessano altri paesi dell'America Latina, insomma si nota che siamo in una fase storica, epocale, quindi non si tratta di singoli episodi. Poi in ogni paese, secondo la propria storia, le condizioni locali, eccetera, questo fenomeno si presenta in modo diverso. In Italia si è presentato con questa ventata che si usa definire populista, comunque usiamo questo termine tanto per capirci, ha dato vita a un governo che ha le caratteristiche che tutti ben conosciamo. Ormai si sono unite due forze che sono figlie di questo clima, che hanno lanciato un messaggio di discontinuità, anche se la Lega di Salvini in realtà tanto discontinua non è, perché ha governato quasi 20 anni insieme al centrodestra nel nostro Paese, però il messaggio è un messaggio nuovo, non è più la Lega Nord, è un partito che invece si caratterizza come partito nazionalista. Dall'altro lato i 5 Stelle che si sono presentate con un profilo antagonista, anticasta, contro i privilegi, contro tutto ciò che sapeva di passato. Questo ha catturato il consenso di una parte delle forze anche di elettorato di sinistra che si sono riconosciute, magari hanno deluse dai governi a guida del Partito Democratico, hanno intravisto lì un possibile approdo, salvo adesso constatare che le cose non erano esattamente come erano state prospettate. Quindi la fase, io la considero ancora una fase di transizione, siamo ancora dentro la fase della destrutturazione.
diciamo, passata questa ondata, esaurita o entrata in crisi questa ondata, si dovrà ricostruire. Questo è l'obiettivo che tutte le forze che oggi sono escluse, che sono state penalizzate dal voto, si propongono. Vedremo se sapranno fare, se sapranno rappresentare un'alternativa a sinistra, le forze che intendono riproporre in modo nuovo rispetto al passato un profilo di forze di sinistra, di centrosinistra, che si facciano carico di dare a questa destrutturazione un progetto politico coerente. Anche a destra, le forze di centro o di centrodestra, partiti come Forza Italia, insomma, si propongono, lo vedremo già a partire dalle prossime elezioni europee, si propongono per rinnovare un messaggio che è stato, perché quello vecchio è stato penalizzato nelle elezioni politiche dell'anno scorso, quindi si propongono di rimettere in campo un'idea di paese che sarà diversa, vedremo quale sarà. Ecco, lei che è un attento, diciamo, analista, ha frequentato da sempre i salotti, insomma, è stato onorevole, presidente della regione, insomma, la Camera, la regione, per cui è stato un attento parlamentare, molto preciso e puntiglioso. Ecco, un'analisi, come mai nel giro di una legislatura c'è stato questo capovolgimento? Ecco, ricordo la vittoria di Bersani, Renzi al governo, e poi invece forse il referendum ha penalizzato un po' Renzi, ha fatto unire forze, diciamo eterogenee fra loro. Come mai nel giro di una legislatura il popolo italiano ha cambiato così radicalmente il suo parere politico, dando altre preferenze, per cui si è visto poi un Grillo arrivare, insomma, a cifre quasi al 30%, 17 per Salvini, insomma, com'è che tutto è stato possibile nel giro di una legislatura? Ecco, quando l'Italia magari prima aveva dei tempi un po' più lenti, un po' più riflessivi, quindi evidentemente una sua analisi... Ma no, la mia opinione è che si sono unite due fattori. Da un lato la crisi globale che ha attraversato tutti i paesi, l'Italia compresa, ma in Italia, a differenza che in altri paesi, la sinistra si è fatta trovare sguarnita, perché questa lunga legislatura a guida PD secondo me ha analizzato il PD e la leadership di allora, parliamo di Renzi e del gruppo dirigente che stava attorno a lui, ha interpretato male la fase. Erano convinti che eravamo alla soglia di una fase di crescita, di sviluppo, e che quindi bisognasse puntare su alcune fasce di ceto medio e anche di una borghesia affaristica che intorno ad alcuni asset del paese, soprattutto quello finanziario, aveva costruito il proprio potere, e non hanno visto invece che avanzava il sovranismo, avanzava questo nazionalismo di stampo leghista in Italia, ma che in Francia è di stampo lepenista, che in Germania viene interpretato dalla AfD e negli altri paesi con altri leader e con altri movimenti, e non ha visto soprattutto che la politica che stava portando avanti penalizzava grandi fasce di elettorato e di cittadini che erano e rimangono, a mio giudizio, la base sociale su cui invece la sinistra deve costruire il proprio consenso. Se tu sposti in modo sostanzioso il tuo profilo da partito della sinistra, di centrosinistra quando si vuole, ma che comunque pensa di essere il referente di ceti sociali medio-bassi, lo sposti sulla fascia alta
della società, è chiaro che viene penalizzato. Quindi sono uniti insieme la crisi globale dovuta alle trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato il mondo, con tutto ciò che è avvenuto, l'uso di internet, l'introduzione di tecnologie nei sistemi produttivi, la robotizzazione. Oggi ci sono fabbriche dove vengono svolte mansioni che una volta venivano svolte da migliaia di addetti, operai, persone fisiche in carne ed ossa, e oggi ho visto l'altro giorno una trasmissione, mi pare fosse presa diretta, dove le telecamere sono andate a sbirciare dietro le quinte dei depositi di Amazon. Una cosa che, diciamo, è difficile immaginare se uno non la vede. Una fabbrica enorme, un deposito enorme sì. Di dimensioni, dove si muovevano solamente i robot. Da dietro le quinte, attraverso i sistemi informatici, venivano guidati i robot, i quali sceglievano il prodotto, lo cestinavano, lo mettevano nel cestino, il cestino trasportava. Cioè, mansioni che una volta avrebbero richiesto qualche migliaio di addetti in carne ed ossa, adesso sono svolte tutte dalla robotica. Quindi tutto questo ha espulso gente dal mercato del lavoro, ha creato insicurezza, perché ha generato una fascia di lavoratori che ormai è sempre più vasta nel mondo, non solo in Italia, nel mondo, che è il lavoro precario. Ieri ho sentito una trasmissione televisiva, Rampini, che è un giornalista di Repubblica che ormai vive negli Stati Uniti d'America da circa 30 anni, 25-30 anni, da lì ormai osserva gli avvenimenti, e lui sosteneva che il fenomeno della parcellizzazione del lavoro precario, del lavoro non garantito, del lavoro che viene messo continuamente in discussione da parte di chi ha in mano le redini della produzione, è ormai vastissimo negli Stati Uniti d'America, e questo fenomeno si è riprodotto anche in Europa, dove rispetto agli Stati Uniti d'America noi abbiamo un sistema di welfare state, un sistema di diciamo, cosiddetto stato sociale, cioè quel sistema di garanzie per il cittadino lavoratore, anche il cittadino non lavoratore, del cittadino tout court, del cittadino in quanto tale, che è stato intaccato, e quindi tutto questo ha generato precarietà, ha generato insicurezza, e la risposta Salvini che gli dà è la colpa degli immigrati. Sono i migranti che hanno messo in discussione il nostro benessere, quindi blocchiamo questa invasione, quasi che ci fosse un'invasione, cosa che, come tutti dicono i dati, è assolutamente falsa. Ha lavorato sulla percezione del fenomeno, non sulla realtà, perché tra la realtà e la percezione c'è una differenza abissale. Allora, il tema dell'immigrazione è un tema epocale, è un tema serio, a cui ancora una soluzione definitiva non si è trovata. Perché? Perché probabilmente la soluzione definitiva ha bisogno di tanti soggetti che cooperano a un unico obiettivo. Se qualcuno di questi soggetti si tira indietro, la soluzione non funziona. Allora c'è bisogno di un'Europa che faccia la sua parte, quindi ciascuno si faccia carico del problema insieme agli stati rivieraschi del Mediterraneo, che sono gli stati di approdo come l'Italia, la Grecia, la Spagna, quindi altri paesi. È necessario che vi sia una cooperazione internazionale che investa nei paesi di provenienza, perché questa gente, tra la morte per fame e
il rischio di morire, sceglie di rischiare di morire piuttosto che decidere di vivere una vita grama in mezzo alle guerre, dove non esiste la legge, non esiste nessuna garanzia, figuriamoci se si può. Allora, fino a quando l'alternativa è morire o rischiare di morire, preferibile rischiare di morire che non morire. 5 Stelle, analizzandosi brevemente, ecco l'ultimo voto, 5 Stelle vince al sud con la proposta del reddito di cittadinanza, Salvini vince al nord con la defiscalizzazione annunciata, con la rottamazione delle cartelle e con il tema della sicurezza e dell'immigrazione. Quindi vediamo, diciamo, un'Italia spaccata in due. Sì, questa è l'analisi che generalmente viene fatta del voto del 4 marzo scorso. Onestamente mi sembra un'analisi alquanto semplicistica, perché ci sia la divisione c'è nel voto. Il centro-nord vota Lega e il centro-sud vota 5 Stelle maggioritariamente. Ma che alla fine siano queste le ragioni per le quali la gente ha votato al nord Salvini e al sud ha votato 5 Stelle, io ho un dubbio, cioè che in Sicilia o in Italia, nell'Italia meridionale, la gente abbia votato 5 Stelle per il reddito di cittadinanza. Io dubito e per la mia esperienza, i miei contatti, i miei, diciamo, sensori sul territorio, io credo che la ragione per il voto ai 5 Stelle sia molto più complessa che il reddito di cittadinanza. Adesso è diventato un tema di cui tutti parlano, ma in quell'epoca ancora molti non erano neanche al corrente. Lì c'è, secondo me, invece un voto antipolitico, contro la politica che aveva deluso, contro la casta, contro i privilegi, è un voto di rifiuto. Io così la vedo. Sì. Poi certo ci può essere anche quella parte che ha votato nella speranza del reddito di cittadinanza, ma a mio giudizio il voto sia al nord che al sud ha questa caratteristica. Al nord si è indirizzata verso la Lega e Salvini, perché essendo un partito più congeniale alla società del centro-nord, ed essendo anche delle società ben sviluppate, dove nonostante la crisi però si vive ancora bene, è chiaro che hanno preferito, piuttosto che un messaggio anticasta, antipopulista, hanno preferito un messaggio sovranista, cioè di tutela. Il messaggio nazionalistico di Salvini è un messaggio che dice: io vi difendo dai rischi che questi qua arrivino e ci mettano tutti in condizione di... Mentre il messaggio dei 5 Stelle è: no, facciamo piazza pulita, tutti a casa perché dobbiamo combattere i privilegi. Quindi è più congeniale al sud, dove c'è disoccupazione, c'è in alcuni casi anche miseria, dove c'è stato un crollo del ruolo sociale del ceto medio. Il ceto medio nel Mezzogiorno, fatto di insegnanti, è stato un ceto medio che ha stabilizzato il sistema e che in una realtà come quella nostra viveva anche in condizioni anche, diciamo, medio alte, quindi avere messo in crisi questo ruolo sociale, oltre che naturalmente deriva dal suo impoverimento di carattere economico, ha provocato questa reazione antisistema. Lì c'è tutta la responsabilità della guida renziana del PD, che non ha capito il Mezzogiorno, ha sostanzialmente lavorato a un meccanismo di
razionalizzazione, la buona scuola. Ecco, c'è una responsabilità in questo anche da parte vostra, mi riferisco a Renzi, alla spaccatura del PD, voi poi siete usciti fuori, avete fondato come il vostro dice... partito, ecco, questo ha influito poi alla fine del risultato elettorale, cioè una sinistra che si spacca ulteriormente e che probabilmente, lo analizzeremo successivamente, si andrà a spaccare di nuovo? Non so, noi che ci sia un rapporto di causa-effetto è fuori discussione, nel senso che la scissione non era una scissione preparata. Quelli che siamo usciti dal PD, no, nel senso che non era qualcosa di pensato, di programmato, di progettato. È stata quasi una cosa. Bersani ha detto in una trasmissione televisiva, la scissione, più che altro siamo stati spinti fuori. Buttati fuori. Sì. Spinti fuori, buttati no, ma spinti fuori. Quella politica che non voleva tenere conto delle nostre obiezioni, perché noi queste obiezioni facevamo all'interno. Esattamente le obiezioni che poi si sono verificate essere fondate, perché noi abbiamo contestato la buona scuola perché produceva disagi soprattutto nel corpo insegnante. Il corpo docente italiano tradizionalmente, almeno dal 1968 vota a sinistra, sempre votato a sinistra, quindi avere insistito su una riforma della scuola che produceva una forma di aziendalizzazione della scuola e soprattutto il disagio del corpo, sì, ma soprattutto il corpo docente che veniva deportato dal sud al nord, di gente che un tempo andava al nord a insegnare, ma aveva una prospettiva dopo 6-7 anni di poter rientrare. Con quel sistema si veniva trasferito al nord e rimaneva al nord, è molto difficile poter immaginare un proprio rientro, quindi tutto questo ha generato insoddisfazione e protesta. E dall'altro lato c'è anche tutto il fattore economico, provvedimenti contro la povertà. Il REI è una bella legge, non l'abbiamo votato, il reddito di inserimento è migliore come sistema e come meccanismo del reddito di cittadinanza, però non è stato capito forse? No, semplicemente era sottofinanziato. Il primo anno veniva previsto 700 milioni di euro, il secondo anno 1 miliardo di euro, era poco. Dopo che tu hai constatato il triplicarsi, quasi il quadruplicarsi del numero dei cittadini che sono scesi sotto la soglia di povertà, non puoi presentarti con un provvedimento serio ma con risorse inadeguate, non lo affronti con 700 milioni, neanche con 1 miliardo, neanche con 1 miliardo e mezzo, come si è visto, neanche il reddito di cittadinanza è ben finanziato, perché si parla, sono 6 miliardi e qualcosa, figuriamoci 1 miliardo e mezzo, quindi dovevi investire massicciamente sul REI e le cose sarebbero cambiate, perché il Mezzogiorno avrebbe capito, ma soprattutto coloro i quali nella società odierna capiscono che il Paese progredisce se c'è coesione sociale. Per esserci coesione sociale devi garantire il diritto alla sussistenza anche delle fasce più povere. Se tutti stiamo bene, se ognuno sta bene, tutti stiamo bene. Allora quello era il progetto, ma se tu alla fine metti in piedi un provvedimento come il REI, come il reddito di inserimento importante, ben congegnato, però sottofinanziato o addirittura in modo irrisorio finanziato, è chiaro che la gente non lo sente, non arriva, perché la propaganda è una cosa e poi diciamo, i risultati concreti sono altri. Lui ha preferito investire negli 80 euro per fasce di paese. Naturalmente ognuno si chiede, ma com'è possibile, perché scegli di dare 80 euro a coloro i quali hanno un reddito mensile di 1.300, 1.200, 1.300 euro e lasci totalmente fuori quelle fasce povere della popolazione che da 1,5 milioni erano già saliti a 5 milioni e mezzo, quindi
più si ingrossava questo bacino e meno soldi investivi. Allora è chiaro che qui ci sono, questo naturalmente per citare uno dei casi, esempi, ma si potrebbe parlare poi della riforma, l'attacco alla Costituzione che prefigura il referendum, sì, insomma, che prefigurava, infatti lì la prima vera rottura è stata quella, perché fino a quando tu fai una legge che io non condivido, la contesto, poi c'è chi vota per disciplina di partito, come faceva Bersani, o chi come me, non avendo diciamo, il ruolo di Bersani e non essendo tanto in vista, io votavo contro tranquillamente, anche senza, non avevamo naturalmente lo stesso ruolo e quindi potevo farlo io. Se l'avesse fatto Bersani sarebbe nato un problema, ma io potevo farlo, l'ho fatto. Certo. Naturalmente se è una legge la voti contro, se sono due leggi poi voti contro, la terza fai finta di uscire e poi quando arrivi a toccare i cardini del sistema democratico del Paese, toccando la Costituzione, la legge elettorale, con questo risucchio centralistico e neo-autoritario come era la riforma costituzionale, lì si è rotto qualcosa. Abbiamo deciso di fare campagna per il no pubblicamente, a quel punto è chiaro la strada. Ricordo sempre la manifestazione dove eravate qui ai Dioscuri, Forza Italia e il PD, sì, insomma, poi tutti insieme contro il votava, ognuno aveva la propria motivazione, perché noi la nostra motivazione era di tutela della Costituzione, perché vogliamo che le fondamenta della Carta Costituzionale non vengano intaccate, non solo la parte dei principi ma la parte proprio dell'assetto istituzionale del Paese. Altri avevano magari una intenzione politica di sconfiggere Renzi per metterlo in crisi, ma è chiaro che poi ciascuno con la propria motivazione ha contribuito a quel risultato. Ecco, parliamo dell'attuale del centro-sinistra. Stiamo vedendo questa nuova guida del PD, le primarie, Renzi, Martina, insomma, Zingaretti, no Renzi no scusi, Zingaretti. Ecco, quale può essere la futura guida del PC? C'è anche Calenda che propone per le prossime europee un nuovo cartello, insomma, diciamo che ci può essere, o ci sarà un'ulteriore spaccatura nel caso che magari vinca Zingaretti, che Renzi faccia un altro suo movimento, un altro suo partito. Ecco, ci può essere, dico, una unità nuova del centro-sinistra, sinistra? L'unità ci può essere, ma ci può essere a condizione che si trovi un terreno comune per fare politica, perché se a me, parlo dell'ultimo mi si viene a riproporre la linea che è stata sconfitta dal voto, perché è stata una transumanza elettorale di carattere epocale, il PD arriva al suo minimo storico dopo 5 anni di governo, quindi non è che era, una ragione ci sarà. Se mi ripropongono quelle proposte, quelle idee che sono quelle contro le quali io mi sono schierato e che mi hanno indotto a uscire dal partito, io non ci sto, e immagino come me non ci stanno tutti gli altri movimenti, le personalità della sinistra, cosa che più volte è stato detto. Se c'è un ripensamento serio, cioè se c'è la voglia di ricominciare partendo da un'analisi del perché si è perduto, del perché grande parte dell'elettorato della sinistra ha deciso di votare in modo difforme da come aveva votato per una vita, e quindi andare a indagare le ragioni di carattere economico, sociale, culturale, politiche che hanno portato a quel risultato, e si trova una piattaforma comune, perché no, non c'è voglia di fare tanti partitini, movimenti. Noi lavoriamo per una sinistra di popolo, diciamo spesso. Ecco, il vostro ruolo di articolo 1 qual è attualmente? Il nostro ruolo è anche in prospettiva di questo noi siamo per lavorare, lei chi vede per esempio bene, non so, Zingaretti, questa proposta di Calenda, ecco, quale sarebbe la proposta dell'articolo 1 per cercare un po' di la proposta, noi abbiamo la nostra raccogliere i cocci di un centro-sinistra forte, insomma. Noi abbiamo il 16 di dicembre
abbiamo tenuto la nostra Assemblea Nazionale dove abbiamo lanciato una sorta di programma quadro, programma generale, dove sono contenute le nostre proposte, dove c'è la nostra riflessione su quello che è successo, e il prossimo 16 e 17 febbraio, sempre a Roma, in un'altra Assemblea Nazionale, avremo i cosiddetti approfondimenti tematici, cioè lavoriamo, perché questa è la fase in cui la sinistra deve lavorare sulle idee, è la fase in cui devi approfondire, perché devi intanto capire cosa è successo e cercare di capire come puoi fare per cambiare le cose, perché si ricostruisca ecco allora la necessità di intanto approfondire i temi. Ci saranno dei tavoli tematici sulle singole, il mezzogiorno, il problema dei diritti delle donne, il problema del lavoro, il problema dello sviluppo, un grande piano per il lavoro, insomma una serie di tematiche, 7 punti che verranno affrontati da esperti e da rappresentanti del mondo dell'associazionismo, del sindacato, proprio per dare questa. Dopodiché noi siamo ben consapevoli che la nostra forza non è tale da poter smuovere, almeno al momento. Certo. E allora l'obiettivo che noi riteniamo si debba porre a sinistra è quello di riunificare tutte le anime della sinistra, purché tutto questo avvenga in una cosa nuova, in qualcosa di nuovo che possa far dire a chi non ha votato a sinistra il 4 marzo perché è stato deluso, dire ecco c'è un cambiamento reale, torna a votare così come diciamo, la mia coscienza mi ha sempre portato a fare. Quindi noi riteniamo che ci siano le condizioni per farlo. Naturalmente il maggiore partito che si richiama ai valori della sinistra, non tutto, ma una buona parte, che è il PD, deve giocare il proprio ruolo. Quindi in campo ci sono diverse proposte. Quella che sembra ecco, più consona a questo progetto è quello di Zingaretti, il quale più volte ha dichiarato che lui pensa a un nuovo progetto per la forza della sinistra, ha anche dato alcuni elementi di queste sue idee nel campo del lavoro, l'autocritica su ciò che si è fatto negli ultimi 5 anni con la guida del PD, del governo della nazione, e quindi se dovesse vincere Zingaretti si apre a mio giudizio una fase più interessante dove diciamo, maggiore dialogo, si può interloquire meglio tra tutte le anime, perché non c'è solo articolo 1, c'è un pezzo della sinistra italiana, l'EU, ci sono le forze dell'associazionismo che oggi sono senza patria, la CGIL che per quanto sia un sindacato e quindi in quanto sindacato non deve guardare alle cose della politica, ma rimane un sindacato dalla tradizione della sinistra, che era fino agli anni 60 era, come si diceva allora, una cinghia di trasmissione del Partito Comunista, della sinistra italiana. Quindi si possono creare le condizioni perché rinascono, perché scatti una scintilla che riaccenda un fuoco. E siccome la sinistra italiana esiste a prescindere dal fatto che ci sia qualcuno che esiste nei territori, esiste nella coscienza della gente. Abbiamo visto, bastato uno schiocco di dita, la manifestazione di Milano, si è riempita piazza Duomo a Roma, le manifestazioni che si sono tenute nelle varie città sul caso dell'immigrazione. Quindi questo significa che, come del resto mi pare abbastanza naturale, la sinistra è in crisi ma che è in grado di riprendersi. Sì, a proposito, lei mi ha dato il là per la CGIL Landini, come vede questo, diciamo, nuova guida di Landini dopo 8 anni della Camusso? Ecco, Landini diciamo, può in qualche modo dare il suo contributo a questa
Cioè il sindacato, come diceva lei, cinghia di trasmissione per chissà... No, il sindacato non è più cinghia di trasmissione, come vede perché lei, appunto, i sindacati hanno CGIL deciso ormai da alcuni decenni di muoversi in modo autonomo sulla scena sociale, politica, quindi non è come cinghia, però che ci sia un sindacato combattivo che riesca a rimettere al centro dell'attenzione delle forze politiche e dei governi il tema del lavoro, il tema della precarietà, il tema del cambiamento reale, non quello a chiacchiere che si sta facendo in questo momento dalle forze che governano il Paese. E questo aiuta tutti, aiuta soprattutto quelle componenti politiche che si sentono radicate e insediate nel mondo del lavoro, quindi non c'è dubbio di un sindacato che abbia queste caratteristiche di combattimento, ne abbiamo tutti bisogno, non solo la sinistra, secondo me ne ha bisogno il Paese, ne ha bisogno l'Italia, ma prima di tutto ne hanno bisogno i lavoratori. Cosa cambierà all'interno della CGIL con Landini rispetto alla Camusso? No, all'interno non so, la cosa che io vedo è che mi sembra venga accolta con un interesse, con entusiasmo, e che sta creando un clima intorno a quest'uomo che è un uomo che viene dal mondo del lavoro, era saldatore da ragazzo, poi insomma dentro il sindacato si è distinto per delle battaglie abbastanza interessanti, poi è diventato segretario nazionale dei metalmeccanici, adesso è segretario nazionale. Io lo considero un buon segnale per il Paese. Ha messo al centro la necessità di tornare alla concertazione, cioè a discutere tra governi, forze politiche e forze sociali per trovare una soluzione. Poi magari si può non essere d'accordo, ma che ci sia una discussione, un incontro e se possibile anche un confronto serrato per arrivare alle migliori soluzioni, questo è un bene. Ricordo quando ci fu quell'ipotesi di un Landini che doveva fare il partito, insomma, potrebbe essere anche un uomo spendibile politicamente, perché stiamo vedendo ormai che gli uomini, diciamo, tirano un po' l'idea, così Salvini, Grillo, insomma, Landini potrebbe Landini anche per ora essere... farà sindacato, per i prossimi 8 anni farà sindacato, quindi immagino che si impegnerà tantissimo, e le prime uscite anche di carattere pubblico che ha fatto, il discorso di insediamento al congresso della CGIL di Bari, sono degli ottimi segnali che incoraggiano tutti quelli che, diciamo, gravitiamo in quest'area della politica. Sì. Onorevole, allora, ultima parte, volevo analizzare 3 punti. Primo, l'importanza delle elezioni europee e se un'eventuale vittoria, cioè di aumento del consenso, stando a quello che sono i dati, i sondaggi, ecco, ormai si va avanti a via di sondaggi, che addirittura darebbero la Lega al 34%, almeno stamattina vedevo questo dato, insomma una forbice oltre il 30%, no? Un leggero calo di 5 Stelle, ecco, può in qualche modo avere una ripercussione sul governo, non so, magari Salvini può decidere di staccare la spina, andare alle elezioni, ecco, come valuta lei questo, con l'importanza del voto politico, il risultato del voto politico alla luce dei sondaggi potrebbe in qualche modo, diciamo, riportare l'Italia al voto o no? Allora, io sono dell'avviso che queste elezioni europee hanno una importanza notevole per quanto riguarda diciamo, le indicazioni che possono derivarne per le forze politiche, che però questo risultato possa mettere in crisi il governo io ne dubito, perché a mettere in crisi il governo può essere solo Salvini, la Lega, la quale a mio giudizio non ha alcun interesse ad oggi a mettere in crisi un governo dove domina più di quanto non gli fosse consentito con qualunque altro. Sappiamo bene ormai,
diciamo, di dopo forza. 8 mesi di governo si è visto la disparità, diciamo, di peso politico tra le due componenti. I 5 Stelle entrano al governo con una percentuale di voti registrata alle elezioni, quindi che si tramutano in parlamentari che siedono ai banchi del Parlamento, che era del 32%. La Lega accede con una forza del 17%, nell'arco di 8 mesi questi rapporti si sono rovesciati. Appunto, quindi... E allora Salvini non ha motivo, a mio giudizio, se questo risultato verrà confermato poi col voto, i risultati, diciamo, che danno i sondaggi, verrà confermato dal voto, di mettere in crisi la gallina dalle uova d'oro. Questo governo porta acqua solo al mulino della Lega. Dall'altro lato, a poter mettere in crisi il governo potrebbero essere i 5 Stelle, che escono penalizzate da questa prima fase di governo, ma io dubito che abbiano la capacità, la forza di porre il tema, a meno che non ricevano un risultato ben più pesante, non raccolgano un risultato ben più pesante di quello che oggi i sondaggi non dicono. C'è un calo. Ancora un calo ulteriore, io non lo escludo, io ai sondaggi credo fino a un certo punto, nel senso che vanno interpretati. Allora, io capisco benissimo che la tendenza verso la Lega ha un fondamento. Il messaggio più chiaro è quello della destra sovranista e populista, e raccolgono i voti di un pezzo degli elettori dei 5 Stelle e hanno prosciugato il voto, diciamo, di Forza Italia, perché Forza Italia passerebbe dall'11-12% al 7-8% di quello, quindi loro pescano sia nel loro tradizionale alleato di destra sia nei 5 Stelle. I 5 Stelle mantengono un risultato che rispetto a quello, secondo i sondaggi, rispetto a quello del voto li vede arretrare di 7-8 punti percentuali, ma a mio giudizio il distacco dell'elettorato dei 5 Stelle da questo partito è ben più consistente. Secondo il mio giudizio, per ora c'è ancora una fase di attesa di una fetta di elettorato di sinistra, perché la sinistra ancora non si è riorganizzata, non è riuscita quindi a offrire l'alternativa al voto dei 5 Stelle. Quindi c'è un voto ancora, diciamo, posteggiato, un voto in sosta, in attesa che la situazione evolva. Quindi se cambieranno le cose, io sono convinto che i risultati saranno... Voi vi presenterete con una vostra lista? Noi abbiamo lanciato l'idea di una lista senza simbolo, di forze della sinistra, dell'associazionismo, che coinvolga il civismo democratico, non lo so, tipo Pizzarotti a Parma o tipo Zedda a Cagliari, insomma forze di questo tipo che hanno di sindaci, che sono un'associazione di sindaci di medie città italiane. Quindi secondo noi il modo migliore per offrire questa alternativa è quella di uscire dalle vecchie logiche. E vedremo se questo sarà possibile, altrimenti presenteremo la nostra lista, credo. Onorevole, vorrei parlare anche di questa fase recessiva. Dopo 5 anni che bene o male il PIL è stato sempre positivo, stiamo registrando, insomma, da quando c'è governo 5 Stelle, un calo, quindi è qualcosa di preoccupante, anche se Conti dice no, aspettiamo il reddito di cittadinanza, la gente che ha il reddito di cittadinanza spenderà i soldi e questo farà aumentare il PIL, però dico, dopo 5 anni bene o male di governo di centrosinistra stiamo vedendo che ora col centrodestra, insomma, i dati sono negativi, già siamo in recessione, insomma, dopo il secondo dato negativo anche ora l'Istat ci dà i dati negativi, no? Ma l'andamento diciamo, del ciclo registrato dall'Istat e da tutti gli istituti che si occupano di queste, dicono che l'Italia è stata in recessione fino a 36 mesi fa.
c'è il segno meno nella crescita del Paese, l'ultima volta lo si è registrato 36 mesi fa. Dopodiché abbiamo avuto sempre il segno più, anche se la crescita è stata una crescita modestissima. Certo. Cioè non è che abbiamo fatto numeri da primato. È come se uno ha un conto in banca e lo tiene sempre anche No, con pochi la soldi, crescita, invece ora il conto è la negativo crescita e era una grosso. crescita modesta, più bassa degli altri paesi europei, perché l'Eurozona cresceva mediamente molto di più, circa il 2,5. Anche la Germania abbiamo visto che... Adesso la Germania ha rivisto le proprie stime al ribasso, ma per 5 anni Spagna, Portogallo, Germania hanno avuto la media dell'Eurozona era intorno al 2,3-2,5, l'Italia cresceva modestamente, cresceva poco, noi eravamo critici col governo perché la crescita era più lenta, mediamente più bassa rispetto a quella dell'Eurozona, ma adesso abbiamo invece un segno meno per 2 trimestri consecutivi, perché le rilevazioni vengono fatte trimestralmente. Bene, l'ultimo trimestre, gli ultimi 2 trimestri dell'anno passato ci danno il segno meno, anche se meno 0, qualcosa, e siamo tecnicamente in recessione, perché si è in recessione quando per 2 trimestri consecutivi c'è il segno meno, quindi per 2 trimestri abbiamo avuto il segno meno. E ovviamente adesso c'è tutto lo scaricabarile, sì, vabbè, tutta un'analisi, la colpa, e diceva sì, prima, sì. Allora, nell'economia contano gli investimenti, contano i posti di lavoro che si creano, ma contano anche e soprattutto la fiducia. La fiducia è, come dicono tutti gli economisti, uno degli asset dello sviluppo. Cioè, se io ho soldi conservati in banca e ho voglia di investirli, se le condizioni del Paese mi appaiono favorevoli a una crescita, a uno sviluppo, rischio i miei soldi. Ma se la situazione è deprimente da un punto di vista economico, il governo non mi convince, l'andamento dell'economia, aspetto. E quindi i soldi continuo a tenerli in banca, non si tramutano in investimenti, non si tramutano in produzione, non si tramutano in posti di lavoro. Quindi è del tutto evidente che la gelata a cui noi abbiamo assistito in questi ultimi 6 mesi ha a che vedere con il governo del Paese. Che la tendenza fosse al calo è normale, che fosse però tale da portare sotto lo 0 col segno meno è dovuta alla contingenza, al fenomeno contingente, al fatto cioè che da 6 mesi abbiamo un governo che non ha un progetto per il Paese, non ha un'idea di Paese. Il contratto non è un'idea di Paese, il contratto di governo. Il contratto è: io ti do questo e tu mi dai quest'altro. Non è facciamo qualcosa per raggiungere questi obiettivi, no? Sì. Un'idea progettuale come ogni governo dovrebbe avere. Per cui tutto questo si nota, si vede, c'è l'inesperienza che gioca dei brutti scherzi, sono successe delle cose che insomma non sono edificanti, il peso del Paese all'estero ormai è, insomma, non c'è molta stima dell'Italia dal punto di vista della sua credibilità nello scacchiere internazionale, quindi tutto questo ha poi un peso, certo, e si traduce in questi risultati. Anche la lotta che ci fu all'inizio sulla finanziaria, sulle percentuali, sì, anche lì lo spread che è salito oltre 300, sì, anche questo è stato, diciamo, un indice di scarsa fiducia, no? I mercati non hanno fiducia nella capacità di questo governo di rimettere in moto il Paese. Questa è la verità, perché se io sono un fondo di investimenti, diciamo così, internazionale,
un fondo di investimenti che muovono migliaia di miliardi, cioè parliamo di non di cosucce. Non investo in Italia se devo mettere a rischio il mio capitale. Se c'è una situazione tranquilla, una situazione che lascia ben sperare, lascia intravedere un trend in crescita, allora investo, quindi arrivano i capitali, si creano investimenti, si crea fiducia, si crea lavoro. Onorevole, vorrei parlare con lei, siamo quasi verso la fine della trasmissione, del caso della richiesta del Tribunale dei Ministri di processare a Salvini. Ecco, lei è stato tanti anni in Parlamento, non lo so, a memoria non mi ricordo che ci siano stati momenti simili, no, e poi anche una valutazione di questa iniziativa, di come potrà andare a finire, insomma un'analisi anche. Ci sono stati casi in cui, ma si è arrivati proprio al processo oppure c'è stata ecco, richiesta? Finora... Ora stiamo vedendo un po' il dibattito insomma, variare, perché Salvini prima faceva un po' lo spocchioso, sì io vado, l'immunità la straccio, ora invece, insomma parliamo un po' di questo momento che sta catalizzando tutta l'informazione nazionale. Dico il mio parere. Allora, non ci sono precedenti di Tribunale dei Ministri che abbiano giudicato un ministro. Intanto cos'è un Tribunale dei Ministri? Il Tribunale dei Ministri è un tribunale dedicato a giudicare un ministro, perché i ministri per la funzione che svolgono vengono sottratti al tribunale ordinario, perché potrebbero essere, diciamo, il giudizio potrebbe non essere garantista per un uomo di governo. Quindi è formato ad hoc dal CSM? Viene formato, il collegio viene formato per sorteggio. Si sorteggiano tra i magistrati più alti in carica del distretto giudiziario a cui fanno riferimento, viene sorteggiato e si compone un collegio che deve giudicare il ministro. Noi abbiamo avuto 2 casi recentemente di ministri sottoposti ad indagini, uno è il nostro concittadino Angelino Alfano per la storia di un trasferimento di un prefetto che sembrava... Quello di Enna, credo. Quello di Enna, sì. Però è stato archiviato... Non si è arrivati al processo. In fase di indagine è stata archiviata. Il secondo caso credo che fosse Scajola, se non ricordo male, anche quello quando fu ministro Scajola, sì. Archiviato in fase istruttoria. Questo sarebbe il primo caso in cui si va a un giudizio, se il Senato darà il proprio assenso, la cosiddetta autorizzazione, perché ciò che serve è un'autorizzazione al processo. E al Senato i numeri, insomma, sono... Al Senato i numeri sono ballerini, perché se i 5 Stelle non votano, nonostante Forza Italia e nonostante Fratelli d'Italia e Forza Italia abbiano dichiarato che voteranno contro la proposta di processare Salvini, non hanno ancora i numeri per poter... Se i 5 Stelle o una parte di loro, perché siccome il voto avviene segretamente, quindi sarà un voto segreto, può anche capitare che ci siano o dall'uno o dall'altro fronte parlamentari, senatori che votano in modo difforme, ma comunque stando ai numeri, se nessuno dei 5 Stelle vota per Salvini, il processo sarà... Mi sarebbe la prima volta in Italia sarebbe la prima volta, che viene fatto un processo a un ministro. E questo tra l'altro avrebbe anche un carattere molto simbolico, perché se tu processi Alfano perché ha spostato un prefetto, insomma non ha un valore. Qui siamo nel cuore di un problema che è un tema che divide l'Italia, che è il tema dell'immigrazione. Su cui Salvini sta spendendo tantissimo, perché vediamo che lui investe, sta giocando tutto sull'immigrazione, su questa paura. Certo, lui in questo modo fa dimenticare i problemi veri alla gente che
non ha lavoro, che ha il figlio che emigra, che si trova in difficoltà, gli sposta l'attenzione sull'immigrato, sul poveraccio che rischia di annegare, che però viene salvato e dice no, non può entrare perché mette a rischio, invade il nostro paese, mette a rischio la stabilità del nostro paese. È chiaro che questa è una narrazione solamente di carattere politico, di tipo elettorale, per incassare voti e per sfruttare la paura della gente, l'insicurezza delle persone. Naturalmente un giudizio del Tribunale dei Ministri che dovesse condannare, per il caso di Ciotti, dovesse condannare Salvini, farebbe cambiare tante cose nella politica italiana nei riguardi dell'immigrazione. Questa scorciatoia un po' cattivista, diciamo falsa nelle sue fondamenta di verità, qual è quella di Salvini, verrebbe a essere seriamente messa in discussione, perché una condanna significa che tu non puoi comportarti in quel modo, tu non puoi bloccare 47 disperati su una nave col rischio di vederli, di tutto ciò che comporta stare in una nave che non è... Anche perché era una nave militare, questo è territorio italiano. Era un dato, cioè rispetto alla Sea Watch, si capisce. Abbiamo visto anche l'ultimo caso, ecco lì era una nave militare, e questo diciamo nell'accusa è un dato importante. Perché quelle persone erano sul territorio italiano, una nave è territorio dello Stato a cui appartiene, fin tanto che non attracca in un porto. Quindi quella era territorio italiano, quindi se tu impedisci a quella nave di attraccare stai sequestrando persone. Questo è il motivo. Allora, ultima domanda, il tempo è quasi scaduto, lei è stato presidente della regione siciliana, una valutazione su questo attuale governo Musumeci, cosa ne pensa? Anche lì Musumeci ha vinto su 5 Stelle per qualche percentuale in più. Ma io me la cavo con pochissime battute senza... Su quello che sta facendo, chiaramente. Allora, esattamente su questo. E poi anche una valutazione politica. Cerco di dare un giudizio il più oggettivo possibile. Io non vedo il governo della svolta. Diciamo un muoversi felpato. Si aspettava di più dopo Crocetta, no? Dopo la delusione di Crocetta. Si aspettava un cambiamento di passo. Si aspettava un mutamento di strategia, si aspettava, certo, non siamo più all'epoca Crocetta con tutto ciò che questo comporta, ma non è che se abbiamo un presidente che si muove in modo più composto rispetto a Crocetta, i problemi si risolvono. Per risolvere i problemi occorre coraggio, occorrono scelte anche di un certo... Devi mettere mano a questa regione sovraccarica di pesi, di burocrazia, io continuo a dire, era un rimprovero che muovevo a Crocetta, tanto più lo muovo adesso a questo governo, c'è una norma, il titolo 4 della legge 10 del 99, o del 2000, adesso non ricordo, la legge 10 del 99, dove si prevede una riforma della regione in modo profondo, uno snellimento dell'apparato burocratico, un trasferimento di competenze ai comuni, ai livelli più vicini alla gente, cioè, con la metà del bilancio della regione che viene decentrato, quindi avrebbe un grandissimo valore di snellimento e di soluzione dei tanti problemi che si vivono nel territorio. Ignorato totalmente, si continua con questa macchina mummificata della regione, con i comuni
che sono lasciati nel degrado, senza risorse, i comuni che dovrebbero garantire i servizi ai cittadini, che sono quelli che organizzano l'asilo nido, che intervengono nel sistema scolastico, le strade, la pulizia della città. Siamo in una situazione di totale abbandono e io credo che ci sia una responsabilità di questo governo. Lei è in pensione? No, nel senso politico parlo, non parlo, faccio sempre politica. Diciamo dalla ci politica può essere non si va un in ritorno pensione, in qualche modo si va in pensione da un lavoro. Ecco, io non ho mai concepito questo mio impegno come un lavoro, fin da quando ero ragazzino. Io mi sono iscritto al mio partito che avevo 14 anni, quindi non è che e poi non ho smesso di stare sempre. È una passione, è una se volete anche un dovere civico che sento, continuare a farlo nei modi in cui questo mi è consentito di farlo nella nuova situazione, quindi mi adopero, cerco di fare. È sempre presente nel territorio, vedo che è sempre presente. Bene, ringraziamo l'onorevole Angelo Capodicasa di Articolo 1, ringraziamo i nostri telespettatori che hanno la bontà di seguirci, ricordo sempre che il programma andrà sul canale 92 LCN in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, sarà messo anche sui social di TVA, sul canale YouTube, Facebook e Twitter. Grazie, una buona serata e un buon fine settimana. Grazie onorevole e buon lavoro anche a lei. Buonasera.